proprio sta passando in questo momento, grazie a voi del teatro, grazie a Rita. E per noi è un onore e un piacere avervi qua tutti e due, perché siete una famiglia oltremodo, quindi, e siete qui del paese, quindi siamo orgogliosi finalmente, ho il piacere di avervi qui in sala di Cappello. Grazie. E mi dispiace oggi non ho la fascia, ma è istituzionalmente c'era il sindaco, e quindi chiedo venia, purtroppo la legge italiana prevede che la puoi portare solo uno, oggi ha un altro non la porta. Quindi io ce l'ho nel cuore la fascia comune. La nostra legislatura da molti anni, ci conosciamo più di 30 anni, grazie a un'amica comune che mi piace sempre ricordare, ce l'ho nel mio pensiero, si chiama Mora Vera, quindi grazie a lei che ci ha fatto conoscere e che ha fatto molto anche per la Proloco e per il paese. Io non devo dirvi che siete bravissimi, perché le vostre opere lo dimostrano, la vostra passione, il lavoro per la vostra passione, per il vostro lavoro è super gli occhi di tutti. E quindi riportare e tramutare in tramite quello che è lo strumento che è dato alla rivoluzione industriale, che è il telaio. Oltremodo Galliera è una cittadina che ha vissuto per anni nella fabbricazione del bacco da seta e quindi nelle filande, quindi sei intrinseco in questo paese, quindi è un continuare, è una viviene di quello che è l'attività che ha qua. Quindi riportarla in arte ti fa sicuramente onore e sei oltremodo anche molto bravo e molto preparato in questo, quindi so che fai anche dei corsi, se arriverai l'anno prossimo ci sarà qualcosa di nuovo, lo farai anche tu Luigi, l'anno prossimo mi sembra che già hai già. Sì, perché è un anticipo, molto anticipo. Facciamo parte di, ecco, ci sono anche qua qualcuno del gruppo di tessitura del Veneto, perché facciamo parte di questo gruppo che funziona da più di 35 anni. È Veneto, ma adesso sconfina anche un pochino perché va da Udine fino a Brescia, mi pare. Ecco, le persone con le quali ci troviamo. E abbiamo proposto, ecco, una mostra come gruppo Lombardo Veneto. Ecco. Bene, allora io vi ringrazio ancora e chiedo scusa, ho i minuti contati. No, devo tornare a Padova, ci tenevo tantissimo. Grazie a voi che siete venuti oggi e grandi bocca al lupo. Grazie. E buona mostra a tutti. Grazie.